Gli alpini sono la nostra storia, quello che ci rappresenta, il nostro passato, le nostre radici, ma anche il nostro futuro. Oggi più che mai, dopo 2 anni di pandemia ci ritroviamo a Rimini, in questa bellissima città, ma soprattutto con 100.000 penne nere che sfilano davanti di noi. Significa che stiamo guardando il futuro, stiamo ripartendo e gli alpini rappresentano quello che di più bello c'è, rappresentano il nostro mondo del volontariato, il nostro modo di fare, rappresentano i nostri valori, i valori della democrazia, della libertà, rappresentano la nostra storia e parallelamente rappresentano il nostro futuro. Credo che questo sia uno degli aspetti più belli e rappresentano anche un significato di pace. Ancora una volta noi ribadiamo che la pace è l'aspetto fondamentale e oggi gli alpini rappresentano questo, non vogliono rappresentare tutto questo e quindi viva gli alpini e viva l'Italia. Nel suo contesto si è costituita e opera un importante nucleo di protezione civile. 5 sono le specialità che annovera al suo interno, ad essere il primo mobilitato a seconda del tipo di emergenza. Bei tempi, non erano belle giornate, soprattutto in una città. E poi la magica adunata del 1900 tentò di colpire uno dei giovani universitari che invocava a gran nome l'unità d'Italia, l'unità del Regno, un'unica bandiera, 33.887 ore di lavoro, 27.130. Responsabile dei campi scuola è il consigliere nazionale di riferimento della sezione di Padova. Saranno ai 25 anni a poter partecipare, un'esperienza di coscienza, un'esperienza di educazione civica in presa diretta che il nostro Consiglio nazionale e il nostro Presidente hanno fortemente voluto.